Aprile 1943. Montichia di Crosara, contrada Lauri. Presso la cava Basalti venne allestito uno dei 15 campi di concentramento sparsi nella provincia di Verona per i prigionieri di guerra ex alleati, denominato Campo di Lavoro 148-1. Erano internati 60 prigionieri, sorvegliati da una ventina di militi. Dopo l'armistizio dell'8 settembre di quell'anno, i prigionieri fuggirono, riacquistando in modo rocambolesco una libertà che sarebbe durata poco, se non avessero avuto l'aiuto della popolazione della Val d'Alpone. Molti fuggitivi trovarono rifugio in tante famiglie della zona, che li nascosero in buche, fienili, cantine, soffitte. Nessuno per settimane andò mai a raccogliere il mais maturo, che forniva un ottimo nascondiglio. Le donne e i bambini portavano loro cibo nei campi. I macchinisti del trenino che risaliva la valle rallentavano la corsa per farli saltar giù prima delle stazioni. Le promesse di ricompensa, 1800 lire o 20 sterline inglesi, offerte dal comando tedesco a chi avesse consegnato un prigioniero inglese o americano, le minacce di fucilazione per chi lo avesse nascosto rimasero parole vuote, inascoltate dalla solidarietà eroica di questa gente. Allora la caccia nazista divenne spietata. Scrive Don Antoniol, parroco di San Giovanni Ilarione. C'era da rischiare la pelle, lo sa, con altri l'insegnante Panarotto Marcella, che schivata miracolosamente la fucilazione, subì l'umiliazione e il disagio dei campi di concentramento. Nel paese di Terrossa, nel febbraio 1944, i nazifascisti portarono via il signor Marcato, perché nel suo fienile furono trovati 2 inglesi. La stessa sorte toccò anche a Onorato Zoccante, di Vestene Nova, arrestato nel giugno del 44 in contrada Zovo, per aver dato ospitalità ad alcuni inglesi, deportato a Dachau, dove, dalla testimonianza di un compagno sopravvissuto, finì nel forno crematorio nel gennaio del 45. Anche Roncolato Adele di Brenton di Ronca pagò a caro prezzo la solidarietà data a 2 ex prigionieri. In qualità di staffetta si prodigò a salvare 2 inglesi di nome Silvio Parker ed Eddie, per i quali dovette affrontare anche il carcere presso le SS tedesche a Verona. Racconta il figlio Gianmarco Negretto. Accusata di mentire durante l'interrogatorio, venne picchiata a sangue, tanto da farle saltare gli orecchini ai lobi. Anche il nonno Coriolano fece 40 giorni di carcere. Fu lui a trovare e nascondere i 2 fuggitivi in un rifugio ricavato nella roccia, portando loro per molti giorni latte, pane e formaggio con polenta, fino ai giorni del rastrellamento. Dopo la guerra i 2 inglesi mantennero a lungo con la famiglia Roncolato un intenso legame di amicizia ed affetto. Anche i fratelli Luciano e Lisetta Dalcero, assieme alla zia Cristina, che risiedevano nella vallata, subirono l'arresto, le violenze e una dura carcerazione, per favoreggiamento ed assistenza a prigionieri nemici. Commoventi e drammatici i ricordi di Olga Roncolato, classe 1923, oggi Suor Olivana, che allora abitava a Roncà, contrada Campanari. La povertà era tanta e quando io e mio fratello chiedevamo alla mamma un pezzo di pane perché avevamo fame, lei diceva: andate a letto e raccontatemi le storie. Sapete che abbiamo un panino in mezzo e dobbiamo darlo agli inglesi nascosti che hanno il diritto di mangiare. Quando venivano i fascisti in contrada per un rastrellamento, spostavamo l'armadio, toglievamo le assi dal pavimento e gli inglesi vi entravano e rimanevano lì anche di notte. I 2 inglesi vivevano quasi sempre sottoterra. Bastava spostare un ramo per scendere nella buca e portar loro da mangiare. Anche la famiglia di Attilio Pezzato e Giustina Dalzovo di contrada Pezzati a Vestena Nuova erano consapevoli dei rischi a cui andavano incontro, morte o deportazione, quando nascosero 2 fuggiaschi inglesi, di cui uno si chiamava Frank Ashford. Durante i rastrellamenti, i 2 ex prigionieri stavano rintanati nel buco sottoterra, dove non si stava nemmeno in piedi. Mio nonno e altri uomini portavano loro cibo e acqua, calandoli nel diruppo in una cesta attaccata alla fune di un palo. Di notte potevano rimanere nella stalla o nel fienile.
Ma quante famiglie della vallata misero in gioco la propria incolumità per prendersi cura di questi giovani ex prigionieri o sbandati? Certamente molte decine, se solo a San Giovanni Larione furono indennizzate 40 persone per aver dato ospitalità ad ex prigionieri di guerra. Fino a poco tempo fa alcuni anziani del paese ricordavano che nella contrada Gagliotti quasi tutte le famiglie ospitavano ex soldati inglesi, i quali nei giorni seguenti la liberazione sfilarono in piazza insieme ai paesani.